1, 2, 3, evviva! Tagliato il 71esimo nastro della Casa Moderna, evento che per la sua longevità e importanza è parte della storia economica del Friuli Venezia Giulia. 150 espositori ai quali si aggiungono 50 marchi delle case rappresentate, tutto all'insegna della tradizione ma anche del cambiamento. Sicuramente è cambiata perché i tempi sono cambiati e gli espositori anche sono cambiati. Un tempo, io ricordo da ragazzino, era un tripudio di persone che giravano per Casa Moderna, però un tempo non c'era il computer, quindi l'acquisto non veniva fatto, come molto spesso ci capita di fare, online con il pacco che arriva direttamente a casa. Ed ecco allora una Casa Moderna diversa, ricolma di contenuti tecnologici e soprattutto puntati all'efficientamento energetico per le nostre case. Ci sono mobili, ma soprattutto c'è tecnologia diversa che possa permettere di vivere meglio e sfruttando al massimo ciò che è la nostra casa. La grande novità riguarda l'edizione 0 di Saperi e Sapori al Padiglione 8, una fiera nella fiera dedicata alle eccellenze dell'enogastronomia e dell'artigianato regionale. Un bel giorno a Milano abbiamo partecipato a Artigiano in Fiera, una fiera con un successo importantissimo, e ci siamo detti: ma guardate, il Friuli Venezia Giulia è la patria degli artigiani, dei maestri del saper fare, perché non creare un'edizione, una data zero anche da noi? E così è partita Saperi e Sapori. C'è stata una bella risposta da parte di tanti artigiani, vedremo come andranno queste giornate. Quello che posso dire è che questa è la data zero, poi seguirà la prima, la seconda, la terza, andremo avanti.